Buonasera, ben trovati al Sindaco Risponde. Noi in tutte le trasmissioni dell'informazione, nei nostri telegiornali e in queste trasmissioni ovviamente iniziamo con dei filmati brevi di quello che sta succedendo in Ucraina per ricordarla e perché qualcuno faccia sì che venga ovviamente terminata questa inutile guerra che ovviamente tra i popoli si sta facendo, e quindi noi manderemo in tutti i nostri organi di informazione ovviamente immagini che riguardano la guerra in Ucraina. Il Sindaco Risponde. Buonasera Sindaco, grazie di essere con noi. Buonasera, che dramma, che orrore. Orrore, fra l'altro ricordo che il Sindaco, cioè che l'amministrazione padovana sul sito ha tutte le informazioni per chi arriva dall'Ucraina e cosa fare per l'arrivo. Eccolo qui, vedete, andate sul sito di Padova.net e troverete dallo screening sanitario, la comunicazione alla questura, se non ha un posto dove poter andare, dare e ricevere informazioni, l'inserimento scolastico, le attività sportive. Tutto questo sta facendo il Comune per ovviamente quelli che arrivano da questa maledetta guerra, come dare e ricevere informazioni della raccolta farmaci, donazioni, l'accoglienza. Insomma, andate sul sito di Padova.net e troverete tutte le informazioni del caso che riguardano appunto gli sfollati, quelli che arrivano da questa guerra. Padova risponde e aiuta sicuramente tutti coloro che ne hanno bisogno. Sindaco Giordani. È veramente drammatica. Sono raddoppiati in un giorno gli sfollati che arrivano, sono quasi sempre donne e bambini, per cui è ancora sotto rispetto un motivo più grave ancora, perché gli uomini sono rimasti lì a combattere. Noi, sia protezione civile regionale, locale, prefetto, sta coordinando il tutto, stiamo dando come al solito, devo dire, sono molto orgoglioso di questo, una grande risposta come città. Però veramente è drammatica, anche perché non vedo luce, devo dire, su questa cosa qua. Sono molto preoccupato. Secondo me è quasi peggio del Covid, perché il Covid ha stato tantissime morti, ma tanti. Questo avrà riflessi economici importanti sotto l'aspetto sociale, sotto l'aspetto una nazione che va in un'altra nazione, ma qualcuno che bombarda ospedali. Veramente siamo nel 2022, ma sembra ancora un incubo, sembra un sogno, ma un sogno veramente drammatico. Bene, ricordo, come avete visto, il Comune di Padova è a disposizione ovviamente per quelli che arrivano. Abbiamo visto tutte le pagine che trovate su Padova.net per chiedere tutte le informazioni del caso sotto l'aspetto sanitario, dei farmaci, sotto l'aspetto di accoglienza, sotto l'aspetto di aiuto a questa gente che sta vivendo questo terribile momento. Per interagire con noi nella trasmissione vi ricordo i numeri 049 80 777 53, per i messaggi 345 33 1171, per email il sindaco risponde @gruppotv7.com, e vi ricordo che siamo anche sulla pagina Facebook di iReporter. In quella piattaforma potete mandare messaggi e potete scrivere. E prima di iniziare, sindaco, lei questa settimana ha fatto, anzi il gruppo di Amo Padova ha fatto un sondaggio che riguarda ovviamente la candidatura del prossimo sindaco di Padova, dove il sondaggio, eccole qui le schede, ha fatto vedere che lei ha un ampio margine di vantaggio sull'avversario, che ovviamente bisogna rispettare, però questo è quanto dice questo con messaggio, e a supporto di questo noi tutte le settimane andiamo nelle varie parti della città. Abbiamo fatto 4-5 luoghi delle periferie. Oggi siamo andati in centro a Padova perché era da molto che non andavamo, e siamo andati a chiedere alla gente cosa ne pensa del sindaco Sergio Giordani. Sentite cosa hanno detto. Beh, li giudico in modo molto positivo perché la città è migliorata. Diciamo che c'erano sicuramente delle buone premesse, ma da un punto di vista anche di ecologia, per esempio, gestione dei parchi, sicuramente è mancato molto, forse anche dovuto alla pandemia. Ma devo dire che io sono stato abbastanza, perché non è stato niente di eccezionale, molto normale. Dell'amministrazione Giordani contesto solamente quello che ha fatto in Corso Milano, che è un disastro per chi abita in zona. Lo rivoterò,
Ma perché, posso chiederle, cosa le è piaciuto di più? Ma direi un po' tutto, quello che ha fatto, insomma io sono molto Padova è migliorata quindi per lei in questi 5 sì. anni? Ma mi sembra che la città sia pulita e che poi, siccome ero qua 5 anni prima, adesso la trovo che sia migliorata, insomma il verde è molto preso in considerazione, insomma quello che deve fare, che ha detto che faceva, mi sembra che l'abbia fatto, io ho una buona impressione. Secondo me bene, abbastanza bene, vedo che la città è sempre ben frequentata e anche diciamo ordinata per quello, certo forse bisogna fare qualcosa di più sulla sicurezza probabilmente, visto gli episodi ultimi successi, un po' più di controlli, un po' più di presenza, ma per il resto penso che sia una città vivibilissima. Positiva. Perché? Finora perché ha un assessore alla cultura che ha portato Padova che non è mai stata così, mai. E poi anche altri lavori, altre attività svolte, i lavori di asfaltatura, illuminazione. Insomma, abbiamo visto grandi lavori fatti in questi 5 anni. Molto positivamente, mi piace moltissimo questo sindaco, secondo me ha fatto molto per la città. Io sinceramente sono del comune di Rubano, ma lo voterei, lo rivoterei anzi se potessi. Comunque sì, secondo me è una persona anche dal punto di vista personale molto equilibrata, una persona che è attenta alle esigenze del cittadino e ecco, molto positivamente quindi. Beh, direi che si è mosso bene, senza infamia e senza lode, ma qualcosa di più forse sulla sicurezza, su quella roba là, però come ha portato a casa l'Obspicta, che mi pare una bella soluzione, io apprezzo Colasio perché sta facendo bene, per cui positiva. Negativamente. Perché? Perché la città rimane sporca, c'è poca sicurezza, delinquenza in giro, soprattutto di giovani, poca attenzione alla città. Io come Padova la vedo sempre una città vitale, energetica, che subisce le conseguenze del momento purtroppo, però la reputo una città a misura ancora d'uomo, dove si può parcheggiare, dove non ci sono tanti immondizi in giro. C'è un'attenzione ai bisogni dei cittadini e alla cura della città che mi convince. E secondo lei per il futuro su cosa dovrebbe concentrarsi? Non è facile dirlo, comunque sui problemi dell'accoglienza, della gestione della città, che è un bene pubblico. Beh, li giudico positivamente, nel senso che sono stati anni, direi difficilissimi, per cui non mi sento di puntare il dito e di fare critica, ecco, negativa, mettiamola così. Per il futuro su cosa dovrebbe lavorare per migliorare Padova? Su quale aspetto dovrebbe concentrarsi? Guarda, inclusione, cioè il fatto di non ghettizzare. Non che lui vada a ghettizzare, ma è automatico che in una città questo capiti. E proprio il fatto di includere le persone di qualsiasi etnia, da qualsiasi provenienza. Questo deve fare chiunque in realtà. Ecco. La pulizia della città è sicuramente migliorabile. Vedo che funziona abbastanza la rete dei trasporti, anche con le biciclette, questo tutto sommato. I parcheggi forse sono ancora da migliorare. Ecco, avete visto un ampio numero di cittadini padovani intervistati e oramai dopo diverse puntate abbiamo anche un'idea molto chiara perché abbiamo intervistati tutti. Io vi ricordo che noi mettiamo tutte le interviste che i nostri giornalisti raccolgono durante questo sondaggio che facciamo noi e dunque sono tutte, non è che qualcuna la scartiamo e altre le mettiamo tutte e mi sembra, Sindaco, che in tutte le persone che abbiamo intervistato confermino il sondaggio che rispecchia anche quello che abbiamo raccolto noi tra la gente della città e anche lei ha visto della periferia, perché abbiamo fatto Mortise, abbiamo fatto l'Arcella, abbiamo fatto Voltamarozzo, abbiamo fatto la Guizza, cioè abbiamo fatto la periferia dove c'è e dove ci sono più abitanti, quindi dovrebbe essere soddisfatto di quanto detto e di quanto fatto. Sì, sono ovviamente contento e soddisfatto, però devo dirvi che non sono molto impegnato a leggere sondaggi, anche se ho fatto i miei, piuttosto che io sto lavorando assieme agli assessori in maniera molto impegnativa,
Adesso abbiamo l'accoglienza, il Covid sta risalendo, PNRR, dobbiamo a tutti i costi portare a casa risorse, abbiamo tante cose da fare, per cui devo dire che personalmente sì, mi sono candidato, devo ancora entrare in campagna elettorale, perché la gente, io giro per le piazze, i mercati, attualmente sta pensando a una cosa sola, la guerra. La guerra è veramente terribile quello che sta succedendo e io sono molto preoccupato anche per gli aspetti sociali, perché le persone, le famiglie fragili, monoreddito, basso reddito, pensionati, sta aumenterà la logistica, ha aumentato i propri costi, se avete visto, cioè veramente i costi di gasolio, benzina, per cui queste cose aumenteranno con l'inflazione, sarà veramente difficile. Io spero veramente, mi auguro, prego Dio, che risolva la situazione rapidamente, se no pagheremo in maniera pesante questa situazione. A livello proprio dell'Europa, noi abbiamo anche un piano energetico un po' lacunoso, fatto nel passato, e ognuno di noi è responsabile, non è che sia responsabile sempre qualche altro, e di conseguenza penso che adesso il governo sta mettendo mano a questo, perché veramente è difficile, va benissimo investire sulle energie rinnovabili, bisogna che consumiamo poco, ognuno di noi, stare attenti ai consumi, tenere il famoso grado, 2 gradi in meno, spegnere le luci. Siamo abituati ormai a sprecare, tutti quanti noi, parlo per primo, per cui se facciamo tutti quanti noi attenzione a non sprecare, penso che una piccola parte del problema la risolviamo. Credo che il tram, il servizio pubblico, i trasporti e la bicicletta e il monopattino diventerà davvero ormai d'uso comune tra poco per i cittadini, proprio in virtù di quello che sta dicendo lei. I costi energetici sono veramente... Come ha detto il ministro Cingolani, non si capisce bene la faccenda, ma almeno non personalmente, però perché questi certi aumenti gasolio e benzina non si capiscono. So che il governo sta mettendo mano a questo, Cingolani, il premier Draghi, per cui spero, perché veramente subiremo sotto l'aspetto dell'economia. Sono molto preoccupato, proprio per i più fragili. Telefonata, cominciamo perché abbiamo molte cose da chiederle. No, è una cosa che mi preoccupa molto. Certo, vi ricordo i numeri per interagire ancora prima di passare alla telefonata, diretta 049 80 77753. Li ricorderò spesso perché da questa prima puntata con il sindaco abbiamo cambiato il nostro numero per sintonizzare la televisione, non siamo più al 12 ma al 19, quindi se qualcuno si fosse collegato nuovo li ripeto per questo, il numero l'avete visto, per i messaggi 345 334 1171, per le mail durante la settimana il sindaco risponde @gruppotv7.com e siamo in diretta anche sulla pagina Facebook, potete mandare messaggi anche su quella piattaforma. Telefonata, pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Pronto? Pronto? C'è? Non c'è? Mi fate un segnale? Dennis, saluto Dennis, Elisabetta, la Jessica in redazione. Pronto? C'è? C'è. E come devo fare, Dennis? Devo sbracciarmi? Riprovo, perché non è molto bello ridire c'è, non c'è. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Non c'è. Vabbè, ho riprovato a chiamarla. Nel frattempo vi faccio vedere un'email, sindaco, che è arrivata e che dice gentile sindaco, faccio seguito alla mia segnalazione di 15 giorni fa a questa trasmissione. Qualche giorno fa sono iniziati il lavoro di ristrutturazione di Largo Debussy. Desidero ringraziare lei, il vice sindaco Michalizzi e la consulta Q2 Nord per l'intervento sulla nostra amata piazzetta che a metà lavori sembra già una bomboniera. Allego le foto e l'aspettiamo, Patrizia Canovaro. Quindi le fai i complimenti a lei e alla giunta, ha mandato alla Patrizia anche le immagini e questo è per dovere di cronaca, era giusto farglielo vedere. Bravi assessori, Michalizzi sta lavorando molto bene come tutti gli altri. Vede che non sono tutte telefonate che chiedono, c'è chi fa anche i complimenti. Insomma, no, di questo sono contento, ci stiamo impegnando veramente tanto, in particolare tutti i miei assessori. Va bene, allora chiedo alla regia, mando i messaggi, la telefonata, mi sapete dire qualcosa? Andiamo con i messaggi, via. Andiamo Dennis con i messaggi, primi... C'è la telefonata? No, i messaggi, andiamo con i messaggi. Dennis, andiamo con il primo messaggio. Segnalo che all'altezza del civico 28 di via Sacro Cuore il marciapiede è devastato dalle radici dell'albero facendo cadere gli anziani. È già un anno che è stato segnalato. Mi spiace, mi scuso, ovviamente provvederò
non so quanto facile sia perché non mi ricordo in particolare, però problemi quando si piantano gli alberi, parlo del passato ma anche quello che faremo noi, quello che stiamo facendo noi, bisogna fare molta attenzione perché poi c'erano dei effetti devastanti sul marciapiede e sugli asfalti, però questo mi prendo nota e cercherò di trovare la soluzione rapidamente. Andiamo col secondo messaggio, Dennis. Quando verrà cominciato il grande parco della Guizza? Grazie, Anna. Abbiamo chiesto i fondi su PNRR, per cui io mi auguro, spero che come altre cose arrivino i fondi molto velocemente. Penso che la guerra abbia cambiato un po' le priorità del governo, però confido molto, sarà un grande parco, grande veramente, mettere alberi, mettere giostrine, come abbiamo fatto a Riris, verrà veramente molto bello. Andiamo ancora, Dennis. Gentile Sindaco, non sarebbe opportuno verniciare il ponte di Volta Barozzo e Quattro Martiri? Beh, sono brutti davvero, mi associo. Sì. Perché non ne posso più di vederli. Sì, l'ho già fatto mettere via. Ogni volta che passo dico, ma una città come la nostra è possibile che abbia 2 ponti di genere? Ma dopo 4 anni lo dici, non li fa mettere il colore. Vengono verniciati, sono già messi a bilancio, vengono verniciati. Ma quando, Sindaco, quando? Glielo chiedo io perché ogni volta qua è maniaco. 3 mesi, 6 mesi, no, però sono messi a bilancio. Non sarà facile fare in agosto perché c'è il problema della viabilità, però veramente era imbarazzante questi 2 ponti, sono veramente orribili, non degni della città di Padova. Avete ragione, ha ragione. Già messi a bilancio. No, va bene, io non voglio fare il bastian contrario, però la domanda era, mi sembrava... Ma sì, sarà 6 mesi, non lo so. No, ci voleva... Ha ragione. Padova è una città stupenda. Gli ingressi spesso e volentieri non sono all'altezza di Padova. Una di queste cose sono questi 2 ponti ruggini, colore sbiadito. Ma sono 4 anni che sono arrugginiti, No, sarà anche 20 anni o 15, non lo so. Non sono un mago, non sono capace di fare tutto. Cerco di impegnarmi il più possibile, ci metto anche la passione. Ogni volta che vedo una cosa, l'ho fatta io questa, l'ho fatta io nel senso, l'ho fatto mettere il bilancio, perché mi dà fastidio delle cose, perché sai cosa dicono dopo? Certe cose non si fanno perché non valgono per l'elettorato. Ma come non valgono? A me non mi frega niente il consenso, mi interessa fare cose per Padova. Ho detto 1000 volte e ragiono in questa maniera, per cui andrei io a dare in mano un colore. No, lasci perdere questo, ma non sono capace. Il colore rimarrà uguale o avete in mente qualche altro colore secondo lei? Questo non lo so, deve decidere ovviamente. Mi sembra che uno sia azzurro, se non sbaglio. Era uno azzurro e l'altro non mi ricordo. Ha ragione. È vero che sarà fatto a breve. Bilancio, e questa è una bella cosa. Ci sono altri messaggi? C'è un quarto messaggio. Eccolo. Non solo via Dante, che cosa pensa di fare per via Savonarola dissestata, piena di buche, con il lastricato sconnesso e il ciottolato inadeguato al traffico che è pari ad una tangenziale, con bici e monopattini che corrono sotto i portici e contromano? Maria. È veramente una tangenziale. C'è un sacco di traffico, via Savonarola è stretta, macchine parcheggiate, buche ne ho viste poche perché passo anch'io spesso. Bisogna sistemarla sicuramente, va sistemata, non so dire quando, ma nel piano di sistemazione stradale c'è anche compresa via Savonarola. È veramente bruttina, anche perché è una bella via con tante bellissime abitazioni. Stanno rifacendo mezza Padova ormai, bonus facciate, veramente Padova sta cambiando in maniera incredibile. E se vedete, dopo che hanno installato tutte le facciate, man mano che tolgono le impaccature, veramente è già una bella città, è veramente fantastica, sta diventando veramente fantastica sotto tutti gli aspetti. Questa è stata una grande iniziativa del governo. Telefonata, sentiamola. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Buonasera, mi alzate lo studio, l'audio. Buonasera, con chi parliamo e da dove? Con Renato Incastrini. E da dove chiama? Da Padova, via della Biscia. Prego. Voglio ringraziare prima di tutto Triveneta perché da Padova via della Biscia. Perfetto, prego. Senta, voglio ringraziare voi, la Triveneta, perché siete una bella televisione. Grazie. Poi il sindaco soprattutto perché in 10 giorni ha fatto fare un lavoro che non è ancora terminato.
non so se si ricorda il sindaco, Mi ricordo era perfettamente. 2 anni che aspettavamo, Mi ricordo. mi sono rivolto a lui, ha dato una grandissima soddisfazione, è una gran brava persona, l'ho già detto altre volte, adesso ci sarà da espropriare un pezzettino di terreno, se no le carrozzine non passano, però insomma io sono veramente contento. Grazie. E anche il mio gruppo di amici, e senz'altro la voteremo, signor Sindaco, questo è poco ma sicuro. Mi espongo, anche se ho degli amici che non vorrebbero. Grazie. Va bene. Però, grazie mille. Grazie, molto grazie gentile. anche a lei. Grazie, questo- signor Sindaco, di nuovo. Grazie. Sindaco, è un plebiscito No, questa sera. non faccio le cose per fare campagna elettorale, faccio le cose perché è giusto fare, veramente non voglio fare modesto, ma veramente era via della Biscia, la conosco perfettamente, io abitavo in via che non ho 147. Lei abitava dappertutto, Sindaco? No, sono abitato in 3 posti, io, 4 anzi, via Casanova, via Cave, via Montanari. E per cui conosco bene, è il mio quartiere, mi interessa molto, per cui al di là che mi interessa, lo conosco bene, da ragazzino andavo per strada, molto. Però mi scusi Sindaco, credo che prima della pubblicità una delle cose belle è quando lei con l'amministrazione riesce a fare le cose rapidamente e il cittadino la ringrazia, credo sia anche un gratificante sotto questo punto di vista. Sì, ricordo che rapidamente purtroppo sì, ho capito, nell'amministrazione pubblica si fa fatica. Devo dire che sia assessori dirigenti sono molto bravi. Dopo io gli sollecito un po', dico fate presto per cortesia, perché è giusto, quando un cittadino ha bisogno di una cosa, quando c'è pericolo, sicurezza o allagamento, bisogna fare qualcosa. Non è sempre semplice, vi garantisco che ogni tanto impazzisco anch'io, vedo come si fa a rispondere dopo 6 mesi, 10 mesi, rispondere con i lavori. Purtroppo non è facile, c'è copertura a bilancio, prima di fare i lavori, ci vogliono i fondi, è molto complicato, però devo dire i dirigenti, non i dirigenti, tutta la macchina comunale, io sono molto, lo dico tante volte, però è vero, vi garantisco, ma non adesso, probabilmente anche prima, non mi prendo meriti che non ho, è una macchina comunale che funziona. Bene, andiamo in pubblicità, rimanete con noi, vi ricordo i numeri 345 33, scusate, ho cominciato con i messaggi questa volta, però per telefonare 049 80 77753, per i messaggi 345 33 41171, per le email durante la settimana il sindaco risponde @gruppotv7.com, siamo in rigorosa diretta 19:55, minuto più minuto meno, e siamo anche sulla piattaforma Facebook dove potete mandare i messaggi. A tra poco.